Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora ragazzi, siamo al 1° luglio 2014, la stagione è finita, siamo arrivati i primi chiaramente, ho chiuso a 110 punti ragazzi, quindi un dominio assoluto. E adesso comincia la nuova stagione. Ecco, questi sono i primi colpi di mercato prima di fare quelli insieme a voi ragazzi. Allora sono riuscito a portare a casa Kevin De Bruyne. Ragazzi era in under 21, non ha mai giocato, aveva tipo il morale al minimo, ne ho approfittato subito, 9 milioni di euro, me lo sono preso. E come ho fatto a prendere sto Kevin non è 9 milioni? Semplicissimo ragazzi, ho venduto a 8 milioni Scott Wotton, che ha fatto sicuramente buone cose come riserva come si dice, sicuramente è un giocatore di prospettiva, però ho preferito venderlo perché comunque 8 milioni si ti aveva offerto, io l'ho fatto crescere bene, è ancora giovane, però secondo me insomma posso puntare su altri giocatori, ecco, anche perché ormai Cracker Dore che sta diventando incredibile, veramente mi chiedono tanti soldi per Dore, però è incedibile, Lis che anche lui è buono. E però ho preso Kevin De Bruyne perché? Perché è un trequartista e sinceramente io voglio cambiare modulo, quindi giocare con i due centrocampisti e tre ali, diciamo, cioè tre ali, due alla sinistra e alla destra e il regista, ecco, Kevin non è che avrà dei bei parametri, ma il Chelsea inspiegabilmente ha messo solo 11 partite, ma era incazzato, molto bene. Adesso ragazzi qual è l'obiettivo? Io ho bisogno sicuramente di un centrocampista centrale buono e un difensore centrale e l'attaccante c'ho anche, è chiaro, però è dura, nel senso, ecco questo sarà il modulo comunque. Vediamo se ce l'ho qua dopo trequartista. No, non l'ho fatto, quindi lo mettiamo per così. Ecco, questo sarà il nuovo modulo. Allora, a me importa, teniamo così. Per il momento abbiamo Kevinone qua. E voilà, centrocampista, classico trequartista obeso. Poi per il momento Campos e Boga così. Qua centrali metti Marcone Nobel. Marcone. Che Marcone Nobel c'ha centrocampista centrale. Poi chiaramente bisogna mettere eh, dove è Austin, però mi piacerebbe prendere un altro al posto di Austin, che lui praticamente è il rubapalloni. Ho bisogno di un rubapalloni, ecco, diciamo. Dopo Grimaldone di qua, Lees dove cazzo sei Mario qua, Tom Lees, Beck e Grimaldo che sta crescendo bene anche lui, è un buon giovane. E poi qua tutti quanti le riserve. Werner in attacco, è chiaro che avrei bisogno forse di una punta un po' più esperta, i soldi 17 milioni di euro, perché comunque la società me ne ha dati un paio. Scusate, 7-8 e più il bonus di 10 siamo arrivati a questo con la cessione e tutto, insomma siamo messi abbastanza bene come budget di stipendio 60 milioni, eh, no scusate 70 milioni su 50 che ne spendo, quindi è aumentato di 10 milioni il coso, chiaramente in base alla stagione che riesco a fare quest'anno aumenta anche il budget degli stipendi. E niente ragazzi, qua adesso cerco di capire un centrocampista centrale mi serve e un difensore un attaccante, chiaramente non posso spendere milioni di euro. Allora, vediamo un attimo. Chiaramente qua il mercato è un po' così, nel senso che è un po' statico, chiaramente quindi cerchiamo di spiegare cosa voglio fare, poi magari ci proverò anche da solo, per esempio, punta centrale. Vediamo Benteke, non ha sti parametri mostruosi. Vediamo, pensiamo un attimo. La punta, mettiamo. Divisione, no, la mettiamo. Qualità. E comunque voglio fare una squadra giovane e anche Kevinone De Bruyne è giovane, quindi avete visto che insomma io amo proprio i giovani. Età. Allora ragazzi, importanti novità. Allora, intanto Cacciar mi ha accettato l'offerta per visionato, non mi convince. Però qua mi hanno negoziato Benteke, incredibile. Allora vogliono 5 milioni subito, più 9 in 48 mesi, quindi no, siamo già a 14, 15, 18 milioni all'incirca. Con 10 partite, sì, 10 reti, sì, però tante rate. Questo c'è un bel colpo in attacco, eh. Proviamo ad abbassare questo magari. Magari a 6. 3 milioni in meno. Vediamo.
E anche Young ambigua, ok. Allora mettiamo fondamentale, 2017. Quanto prende il Newcastle? 2 milioni e 5. Allora qua 3 milioncini. Bonus fedeltà 500.000. Bonus agente, ok. Che sport, 5 milioni vuole. Ma è pazzo, Dio santo. Mamma mia. Guarda, io 4 milioni e 2, magari ti aumento qua se vuoi. Porca puttana. Questo è buono, ragazzi. Ok, 4 e 2 mi costa parecchio, però tra lui adesso vediamo Benteke. Per due bei colpi, cazzo, questi. La 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 ta 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 ta. Ma andiamo avanti, tanto che far vedere sinceramente il caricamento è abbastanza palloso. Buono ragazzi, allora il Benteke mi ha accettato l'offerta a 4 milioni e 4 di stipendio, quindi sicuramente dovrò fare delle cessioni, anche perché comunque c'è il mio Young Ambigua e Benteke, ok, risolto difesa e attacco a posto con Timo Werner e Benteke, quindi sono messo bene. È chiaro però che ho poche riserve forti, quindi a questo punto appunto su 11 titolari buoni vendo Martins, comunque qualcosina prendo e vediamo di venderne magari anche un altro per comprare a sto punto forse più che un centrocampista che comunque anche Biondini e Kramer in riserva, a sto punto mi tengo quelli che ho perché comunque il primo anno in Premier poi non posso fare i miracoli con i soldi che ho, cerco di prendere un'ala di riserva che non ho solo Boga e Ocampos, quindi devo prendere un'ala che mi può fare sia destra che sinistra come riserva e siamo a posto. Chiaramente ragazzi sì, cioè come si dice, vale sempre il discorso consigli di qualche giovane, perché comunque qualche soldino me lo tengo sicuramente per i giovani, quindi voi sparate comunque qualsiasi cosa, non c'è problema in qualche modo, il commendone al massimo si vende qualcuno, però secondo me Benteke e Young Ambigua vanno bene come primo anno in Premier, cioè mi sembrano due giocatori di esperienza, giovani ma comunque con l'esperienza giusta avendo affrontato già la Premier, però comunque aspetto consigli Fioi perché assolutamente più teste possono fare un mercato più decente secondo me. Quindi boh, adesso andiamo alla ricerca di sto cazzo di un'ala che mi fa destra e sinistra, sinistra perfetto, destra leggermente meno, ma Tarabt, ragazzi, anche visto gioca nel QPR, quindi è esperto in quello del calcio inglese, meglio di così, così Boga può giocare ma anche fare esperienza con calma, perché comunque ha 18 anni, e sono a posto ragazzi, questa è la formazione per la Premier. Allora, in porta Summer, Grimaldone a sinistra, Young Ambigua, Doria, Beck, Austin, Noble a centrocampo, Tarabt, De Bruyne o Campos, Benteke. A me sembra una squadra che può puntare insomma, alla salvezza tranquilla e magari anche tentare l'Europa League, secondo me. È chiaro che la familiarità del modulo devo ritrovarla, l'intesa è lo stesso perché comunque ho cambiato dalla formazione dell'anno scorso 1, 2, 3, 4 giocatori, non sono pochissimi e niente, sono contento. Come riserve ho alla Boga che fa i due ruoli per benissimo, poi ho Brian, difensore destro, White, difensore sinistro, Ledley, centrocampista centrale, Kremer, centrocampista centrale, Lees, difensore centrale e destro, e Werner, attaccante. Cioè meglio di così secondo me, cioè io sono a posto. Quindi la rosa, Taarabt comunque l'ho pagato 5 milioni a rate, tutti a rate è arrivato. Io non me l'aspettavo sinceramente di fare il mercato così velocemente. Io chiaramente ragazzi tanti magari ne sono anche delusi dal mercato, si aspettavano colpi di più incredibili o meno. Invece insomma io sono secondo me sono riuscito a fare un'impresa perché comunque portare a casa Benteke, De Bruyne, Taarabt, Young Ambigua così, cioè non mi sembra male sinceramente. Sono tutti giovani chiaramente, quindi devono ancora dimostrare tanto. Young Ambigua è un po' meno giovane, però comunque è un buon giocatore secondo me. Sicuramente non posso vincere la Premier con questa squadra, però sono tante scommesse, ecco, c'è diciamo comunque il bonus anche di 10 milioni della vittoria del campionato
e la cessione di Watton che mi ha dato veramente 8 milioni, non me l'aspettavo proprio, mi ha portato a fare una squadretta comunque così, cioè io sono soddisfatto. Adesso aspetto consigli ragazzi, ho bisogno per il centrocampo di un giocatore giovane, non deve costare tanto e deve essere bravo nella marcatura, quindi un centrocampista difensivo, ecco questo ho bisogno, perché Austin chiaramente non mi convince più di tanto. Comunque questa è la squadra per la Premier League, a me sembra, ripeto, una buona squadra. Diciamo che adesso la stella è Benteke o Benteke, scegliete voi. I giovani sono cresciuti bene, Doria sta crescendo in maniera devastante, veramente, cioè Doria sta crescendo tanto, e lo stesso Campos anche, e niente, poi c'è chiaramente Nobel che è l'uomo d'esperienza che serve al centrocampo, e a posto. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao, PS, aspetto consigli, ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.